È lunedì 3 febbraio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Allora, come sempre c'è la cronaca in apertura del nostro appuntamento. Cominciamo subito con il fermo avvenuto a Lanzarote nelle isole Canarie di quello che è il presunto aggressore di Salvatore Sinagra, il trentenne di Favignana, che è stato ridotto in fin di vita dopo una lite in un bar. Adesso il ragazzo è in terapia intensiva. Sentiamo e vediamo il servizio. Hanno subito una svolta le indagini sulla brutale aggressione di Salvatore Sinagra, il trentenne di Favignana aggredito e ridotto in fin di vita. Un uomo è stato fermato ieri sera poco dopo le 23 a Lanzarote, una delle isole delle Canarie, da agenti della Guardia Civile come presunto autore dell'aggressione a Salvatore, che attualmente si trova ricoverato in coma nell'unità di terapia intensiva dell'ospedale universitario di Gran Canaria, Dr. Negrin. Il sospettato, del quale non sono state fornite le generalità, in queste ore viene interrogato dalla Guardia Civile, che indaga sulla brutale aggressione avvenuta lo scorso 26 gennaio in un bar di Playa del Carmen, una delle principali località turistiche dell'isola delle Canarie. Salvatore Sinagra ha una frattura cranica e lesioni profonde, è in coma e le sue condizioni sono gravi. Nelle ultime ore, ha spiegato il papà Andrea, arrivato sull'isola per stare con suo figlio, gli hanno riscontrato anche un'infezione ai polmoni come conseguenza del quadro clinico. Lo hanno bombardato di antibiotici e sta reagendo. Le indagini hanno avuto un acceleramento grazie anche all'interessamento da parte delle autorità consolari italiane, che si erano messe a disposizione della famiglia Sinagra. Ora bisogna capire il movente. Parte dell'aggressione era stata ripresa dall'impianto di videosorveglianza del locale, anche se le immagini non erano molto nitide. La telecamera esterna infatti non è fissa, ma di quelle che ruotano, e ha filmato solo le parti finali dell'aggressione. E allora Marco, anche stamattina sui quotidiani troviamo questa notizia. E andiamo proprio sui quotidiani nazionali, anche perché la notizia trova rilievo pure sui quotidiani nazionali per la brutalità dell'aggressione. Siamo sul Corriere della Sera con il titolo nelle pagine interne: Lanzarote, fermato l'aggressore, la rissa ripresa in un video, come abbiamo sentito nel servizio di Laura Spanò, in carcere un 25enne con precedenti. Il barista italiano resta grave e la famiglia ovviamente chiede giustizia. C'è anche un racconto, ovviamente una scheda del ragazzo, 30 anni, originario di Favignana. 5 anni fa si era trasferito a Lanzarote, dove aveva rilevato il Vizio Caffè, una caffetteria che però aveva deciso di vendere per ritornare a lavorare a Favignana. Pagina interna invece della Sicilia, in cui troviamo anche in questo caso il titolo: fermato l'aggressore di Sinagra a Lanzarote, il 25enne, un pregiudicato del posto, è stato incastrato dalle telecamere del locale davanti al quale avrebbe colpito il giovane di Favignana. La vittima resta grave ma stabile. Queste le notizie che troviamo sui quotidiani. Molto bene, grazie Marco. Adesso invece ci occupiamo del maltempo. Quella di ieri è stata una giornata piuttosto complicata, un po' diciamo soprattutto nella Sicilia orientale, le zone interessate, il Messinese e il Catanese. Partiamo proprio dal Messinese, dove ci sono stati anche diversi interventi dei vigili del fuoco, addirittura la pioggia è arrivata anche dentro al Policlinico, ci sono state diverse frane, smottamenti e anche allagamenti, ma vediamo adesso e facciamo il punto in questo servizio. Per oggi è previsto un miglioramento. Auto travolte dalla furia dell'acqua, Zafferia nel Messinese, persone intrappolate nelle case, pioggia e fango nell'autostrada A18. A Furcisicolo, nella zona ionica del Messinese, sindaco e assessore salvano un automobilista rimasto intrappolato in un sottopasso allagato. Situazione critica a Ortoliuzzi e a San Saba, dove a causa della tracimazione dei torrenti sono stati soccorsi con il gommone alcuni nuclei familiari bloccati. Più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco, e queste sono le immagini della violenta tromba d'aria sullo stretto. Guardate! Ce ne sono due, uno lì e uno qui. Pazzesco, pazzesco. La Sicilia ancora una volta martoriata dal maltempo. Le più colpite sono le zone orientali. Nel Messinese un fiume è esondato a Santo Stefano Medio, allagamenti e smottamenti a Giampilieri e Scaletta, chiusure lungo la statale 114 ad Aliterme per lo straripamento del torrente Fiume di Nisi. Ma l'acqua non risparmia neanche gli ospedali, allagato l'ingresso del padiglione E del Policlinico di Messina. Botta e risposta tra i senatori Musolini e Faraone di Italia Viva, che parlano di vicenda ridicola. La replica del sindaco Basile e dichiarazioni
strumentali e irresponsabili. Eolie isolate da sabato pomeriggio. Il capo della Protezione Civile Cocina ha sottolineato come grazie all'allerta meteo arancione non si siano registrati feriti e ha invitato i vigili urbani a sanzionare comportamenti imprudenti come quelli di parcheggiare le auto nelle strade limitrofe a fiumare e torrenti. Continueremo a seguire l'evolversi della situazione e ad adottare ogni misura necessaria, ha detto il presidente della regione Schifani. Le previsioni sembrano dire che il peggio dovrebbe essere passato. La permanenza di un'area di bassa pressione continuerà a mantenere condizioni stabili con venti forti e burrasca, ma l'allerta passa da arancione a gialla. Da mercoledì è previsto un altro peggioramento, però parliamo di un peggioramento di entità più lieve, con qualche annuvolamento e qualche pioggia che potrebbe bagnare a carattere localizzato il catanese. Allora, questa è la situazione del Messinese. Marco, partiamo da qui, poi vediamo cosa è successo ieri nella provincia di Catania. Esattamente, anche perché, Angelo, tanti titoli dei quotidiani riportano dei numeri, no? In 4 ore è caduta la pioggia che normalmente cade in 30 giorni, notizie che negli ultimi anni troviamo spesso. E allora nel Giornale di Sicilia il titolo è emblematico: pioggia e fango, ore di paura, il maltempo sferza la Sicilia orientale, danni pure nel catanese, meteo come sentivamo nel servizio in miglioramento da oggi. Nel Messinese straripano i torrenti, vetture trascinate via, automobilisti salvati nei sottopassi e residenti intrappolati in casa. Al Policlinico piove in un locale del pronto soccorso. Dal Giornale di Sicilia con questo titolo andiamo sulla Gazzetta del Sud, perché ovviamente la zona più interessata, quella del Messinese. Il titolo è: nubifragio a Messina, paura e danni, una città in ginocchio per diverse ore, allagamenti da nord a sud, vie impraticabili e abitazioni invase da fango e detriti. In provincia torrenti esondati, frane, strade interrotte, isole irraggiungibili da 3 giorni. Questo è la Gazzetta del Sud. Sulla Sicilia la foto è la stessa che abbiamo visto sulla prima pagina della Gazzetta del Sud, temporali e grandinate, Messinese in ginocchio, decine di famiglie isolate, esonda un torrente a Zafferia, fiume di fango invade strade a Furci, sindaco e assessore salvano un automobilista in un sottopasso. Maltempo anche nella parte catanese, ma ne parliamo adesso, Angelo. Sì, infatti anche il catanese è stato flagellato da pioggia e grandine a Torre Achirafi. C'è stata una nuova esondazione del torrente Babbo e facciamo il punto in questo servizio con delle immagini particolarissime. La provincia di Catania in arancione per l'allerta meteo di protezione civile e in bianco per l'eccezionale grandinata che ha colpito i paesi pedemontani. Strade ricoperte di ghiaccio e disagi per gli automobilisti, per alcuni in via Fisichelli a San Giovanni la Punta, a cui si riferiscono le immagini, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Polizia municipale impegnata a disciplinare il traffico in una zona già interdetta per lavori di reggimentazione delle acque. Imbiancati anche Trecastagni, Pedara, Gravina di Catania e Tremestieri e Tenneo. La pioggia incessante, caduta prima dell'alba, ha allagato alcuni tratti della tangenziale di Catania e diversi punti della A18 e della statale 114. A Torre Archirafi è nuovamente esondato il torrente Babbo, con la via Simone Grasso trasformata in un vero e proprio fiume in piena. Esasperati i residenti che per alcune ore sono rimasti con il fiato sospeso, ricordando l'alluvione del 13 novembre scorso che aveva trascinato in mare diverse autovetture. A distanza di 2 mesi la storia si è ripetuta. Non accetto il fatto che in un posto già colpito per la seconda volta da questo evento calamitoso non si riesca ad intervenire in modo deciso ed evitare possibilmente altre disgrazie. Un territorio fragile ed ancor più vulnerabile quello adiacente al torrente Babbo, nel cui alveo erano in corso gli interventi per rimuovere un enorme tubo che serviva per convogliare le acque. Abbiamo cercato subito di arginare appunto il problema dell'acqua che si è infilata sotto al tubo e lo ha sollevato di quasi 1,5 metri, quindi il tempo necessario che ci vuole. E teniamo presente tutti quanti, il tubo è stato interrato negli anni 90, anzi negli anni 80 da quello che mi risulta, ci sono state prima del 13 novembre altre 2 alluvioni, non si era mai intervenuto. Madre Natura, che si riappropria sempre del maltolto, ha fatto prima, facendo capire che con i cambiamenti climatici non c'è più tempo da perdere. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per smottamenti e allagamenti. Queste le immagini proposte in questo servizio di Torino De Mana. Vediamo quali sono invece
le notizie che vengono riportate anche dai quotidiani. E andiamo proprio sulla pagina interna della Sicilia per vedere la situazione in varie parti del territorio catanese, partendo da San Giovanni La Punta. Avete visto anche nel servizio di Tonino De Mana la grandine che blocca via Fisichelli, una coltre di ghiaccio sulla strada di collegamento con Trecastagni. Non siamo neanche tanto in alto come altezza sul livello del mare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per aiutare le persone che erano rimaste intrappolate nelle loro auto, disagi anche sulla tangenziale. Da San Giovanni La Punta, vicino e poi a Trecastagni, ci spostiamo a Linguaglossa con la via Roma innevata, queste altre immagini con il traffico in tilt per diverse ore nel paese pedemontano del catanese, versante però nord. Per spostarci poi, anche questo oggetto del servizio, a riposto Torre Archirafi, detriti del torrente Cozzi tornano a invadere le strade e il lungomare. Grazie Marco, adesso andiamo a Palermo, ronde serali e anche la protezione per l'appunto degli autobus. L'AMAT di Palermo si tutela dopo quelli che sono stati gli episodi di aggressione ad autisti, anche le sassaiole contro i mezzi. Sempre nel capoluogo è stato aggredito e rapinato l'autista di un pullman di linea. Il punto nel servizio di Marco Gullà. Rapinato e picchiato mentre stava per terminare il suo turno di lavoro. A Palermo un autista di un pullman di linea è stato aggredito e rapinato in via Ernesto Basile, nella zona del parcheggio. Il dipendente di 59 anni aveva terminato la corsa quando è stato avvicinato dai due che gli hanno portato via il portafoglio dopo averlo spinto a terra. Le indagini sono condotte dalla polizia, aggressioni che ci sono state negli ultimi mesi anche nei confronti degli autisti di autobus del capoluogo siciliano. Infatti sono diversi gli episodi in cui i dipendenti AMAT sono stati presi di mira dai malviventi, così come i mezzi, spesso oggetti di sassaiole danneggiati da bande di ragazzini. E allora l'AMAT, per dare un segnale forte, ha pensato alle ronde serali nei mezzi di trasporto. Per porre fine a questa serie di violenza, posto che la sicurezza nel trasporto è una componente assolutamente essenziale, abbiamo pensato di far accompagnare i nostri autobus nelle zone della città più delicate da una ronda che assiste l'autobus lungo il percorso nelle ore serali e tardo pomeriggio. Ma AMAT si potenzia, a breve il concorso per 100 nuovi giovani autisti. La boccata d'ossigeno per l'azienda arriva anche grazie ai 27 autobus elettrici di 8 metri che da domani, dopo mesi di attesa, percorreranno alcune linee. Sono dei veicoli abbastanza piccoli di 8 metri che quindi ci permetteranno in modo molto agevole di coprire i percorsi proprio del centro della città, servendo gli utenti, non inquinando, e quindi questo è per noi un grande motivo di orgoglio, soprattutto in questo momento in cui l'azienda ha ritrovato serenità anche da un punto di vista economico, finanziario, e questa è una cosa molto bella. E adesso parliamo di calcio. Da Cerignola il Catania torna con un'altra sconfitta, l'ennesima in trasferta. Ancora una volta gli uomini di Toscano non sono stati quasi mai pericolosi in avanti, nonostante la presenza di due nuovi acquisti. Persi fra le altre cose quasi subito durante il match. C'è stata prima l'infortunio di Dalmonte e poi l'espulsione di Frisenna. C'è stata anche la contestazione dei tifosi al seguito. Il punto in questo servizio. Il Catania ribadisce ancora che le squadre di vertice del campionato sono lontane, in classifica e anche per rendimento. Rossazzurri sconfitti a Cerignola, i pugliesi che hanno un'idea di gioco collaudata cercano il palleggio fin dall'inizio di una gara che è comunque condizionata dall'espulsione per doppio giallo di Frisenna nel primo tempo. Fino ad allora il Catania arroccato dietro non produce ma non rischia più di tanto. L'ingenuità dell'ex Messina in campo dall'inizio per un febbricitante De Rose si somma all'infortunio di Dalmonte e apre la strada ad un secondo tempo senza storia con la squadra di Raffaele padrona del match. Prime fasi di studio con il Cerignola che come sempre fa girare il pallone, ma la prima occasione arriva su piazzato di Ascic con il colpo di testa di Visentin che finisce a lato.
Dal Monte deve fermarsi per infortunio, al suo posto entra il giovane Corallo. Poco dopo il Catania resta in 10, Frisenna si fa espellere, fallo su Visentine, seconda ammonizione. Il Cerignola in superiorità numerica prende ulteriormente campo e nella ripresa ci prova con Coccia che di destro spedisce al lato un pallone che staziona nell'area di rigore rossazzurra. Su azione d'angolo arriva il vantaggio dei padroni di casa. Salvemini tocca verso Dini che probabilmente interviene quando il pallone è già entrato. Arriva comunque anche la deviazione di Paolucci a ribadire l'1-0 per la squadra di Peppe Raffaele che ha subito un'occasionissima per il raddoppio. Su tiro di Ascic riesce ad intervenire Dini, ma il pallone resta lì ed Andrea incredibilmente colpisce il palo, porta vuota. Il Catania in 10 non riesce ad imbastire una reazione e quando si sbilancia in avanti lascia spazio alle ripartenze dei pugliesi. Su una di queste il pallone viaggia sulla sinistra e viene messo fuori area dove ha postato Capomaggio che trova il bellissimo gol del 2-0 con un destro che finisce direttamente all'incrocio. I tifosi del Catania presenti al Monterisi contestano lanciando fumogeni e petardi in campo e abbandonando anzitempo lo stadio. È l'immagine della delusione costante che suscita una stagione negativa. Una stagione negativa, Marco, sicuramente bilancia fino a questo momento in passivo per il Catania che adesso in questa giornata proverà a trovare qualche altra risorsa, qualche altro rinforzo dal mercato, ma intanto c'è la partita. Intanto c'è la partita, Toscano poi ieri ha chiesto nuovamente interventi, praticamente sono sempre le stesse parole di Toscano alla fine delle partite del Catania, gli interventi per il mercato, oggi ultimo giorno, ma intanto appunto la partita con la poca qualità, questo leggiamo sulla Sicilia, poca qualità e tanti errori in chiave rossazzurra con la squadra del Catania che naufraga e scoppia appunto la contestazione, l'uomo in meno è espulso Frisenna, l'altro nuovo acquisto dal Monte si è infortunato prima della fine, 200 tifosi etnei hanno lanciato fumogeni abbandonando la tribuna del Monterisi come abbiamo sentito e visto anche nel servizio. E poi vi facciamo vedere anche la Gazzetta dello Sport, pagine interne ovviamente, quelle dedicate alla Serie C, con il Cerignola notte da leader, le altre partite appunto importanti del campionato, ma soprattutto questo è il titolo sul Catania, Catania ancora nei guai, è una situazione che non cambia, quella dei rossazzurri in questa stagione disastrata. Andiamo poi a vedere nuovamente le prime pagine dei quotidiani, questa volta dei quotidiani locali, con la Sicilia in primo piano, non l'avevamo vista fino ad ora. Innanzitutto le notizie sul maltempo con questo titolo sempre emblematico accompagnato dalla foto, salva gente, in Sicilia torrenti esondati, case allagate, fiumi di fango e ghiaccio, abbiamo visto anche nei nostri servizi, sui paesi etnei. A Lanzarote incastrato dai video l'aggressore di Sinagra, lui stabile ma grave, anche di questo abbiamo parlato e anche in questo caso il titolo è emblematico sul Catania appunto, rosso fisso, si fa riferimento all'espulsione di Frisenna, ma il rosso fisso è per tutta la stagione negativa del Catania che cade a Cerignola 2-0 e i tifosi ovviamente contestano. Andiamo poi nuovamente sul Giornale di Sicilia, in questo caso oltre la pioggia e il fango come abbiamo visto c'è lo sport sempre in primo piano con il derby di Milano 1-1 nel recupero con il Napoli che poi pareggia invece a Roma, si fa recuperare anche lui nella fase finale della partita e poi Giampaolo e Brunori, attacco da record per il Palermo che prende anche Audero, Palermo scatenato sul mercato. Andiamo poi a dare uno sguardo invece alla pagina interna della Sicilia per la festa di Sant'Agata. Ovviamente sapete del nostro sforzo editoriale per raccontarvi in tutto e per tutto questa bellissima festa, una delle feste più importanti del mondo, ne parleremo anche nel corso di Buongiorno Sicilia. Musumeci d'oro, questo è il titolo che troviamo sulla Sicilia di Catania, allo straordinario attore che incarna la catanesità arriva la prestigiosa Candelora. E poi la festa
che entra nel vivo proprio oggi con l'offerta della CERA, la città che si avvicina alla patrona. Andiamo Marco, a vedere. permettimi di ricordare che a partire dalle 10 cominceranno le nostre dirette, Giusto. a partire da questa mattina con le carrozze del Senato, l'offerta della CERA, poi stasera ci saranno i fuochi del 3 e stamattina nel corso di Buongiorno Sicilia ci collegheremo già con Piazza Duomo e incominceremo a dare le prime anticipazioni. Come detto appunto, tante ore di diretta che partono praticamente fra poco. Fra pochissimo. Candelora d'oro, dicevamo a Tuccio Musumeci, ritornando sui giornali, catanese doc e da 70 anni vero mattatore, questo ancora nelle pagine interne della Sicilia. E poi vi facciamo vedere quest'altro titolo, offerta della CERA e carrozza del Senato, comincia la festa che il mondo ci invidia, si aprono stamane le celebrazioni figlie di un cerimoniale formalizzato nel lontano 1522 e di una devozione che resta veramente forte e viva. Angelo. Grazie Marco, fra poco da te con la rassegna stampa nazionale e intanto adesso apriamo una finestra sulla viabilità. Come sempre adesso colleghiamo la Polizia Stradale, il compartimento della Sicilia orientale. Con noi questa mattina c'è il sovrintendente Dario Martello. Buongiorno, siamo a Enna, buona giornata. Buongiorno a lei. Iniziamo subito col dire che oggi abbiamo la chiusura dello svincolo di Caltanissetta. Per chi proviene da Agrigento dalla strada statale 640 si deve recare in A19 direzione Catania. Abbiamo anche la chiusura dello svincolo di Enna, quindi chi deve recarsi nel capoluogo ennese, l'ultimo svincolo consigliato è lo svincolo di Molinello. In A18, direzione Siracusa, abbiamo la chiusura dello svincolo di Avola fino a Cassibia, quindi l'unica strada alternativa è l'SS 315. Abbiamo oggi anche la chiusura dello svincolo della Zia Lisa, direzione Messina. Abbiamo la consuetudine traffico intenso in tangenziale di Catania, quindi direzione Siracusa, nonché direzione Catania Centro. Mi raccomando, per le avverse condizioni atmosferiche facciamo attenzione, ricordiamoci che la sicurezza stradale è il nostro bene comune. Per oggi, per la Polizia Stradale, Grazie, una buona giornata al sovrintendente Dario Martello, la Polizia Stradale Compartimento Sicilia Orientale. Diamo uno sguardo a quella che è la situazione invece sulla viabilità cittadina. Siamo sulla circonvallazione e il tempo è particolarmente uggioso oggi. Speriamo insomma che tenga in considerazione che fra poco cominceranno per l'appunto i festeggiamenti a Gatini. Questa è la situazione al Tondo Gioieni sulla circonvallazione. Alla prima sosta della nostra mattinata, adesso il primo break e poi di nuovo con Marco Carli, stavolta la lettura dei quotidiani nazionali con i fatti che arrivano dall'Italia ma anche dal resto del mondo. E allora, adesso andiamo da Marco Carli, ci sono i quotidiani nazionali, i fatti che arrivano dall'Italia ma anche dall'estero. Marco. Soprattutto dall'estero in questa giornata di lunedì 3 febbraio perché ritroviamo ancora la guerra dei dazi, quella imposta da Trump per quanto riguarda gli Stati Uniti e che ha colpito per ora 3 nazioni ma potrebbe colpire anche l'Europa. Ci sono Canada e Messico e c'è la Cina con Cina e Canada che rispondono già con dei controdazi, delle controimposte per gli Stati Uniti, una vera e propria guerra in tal senso che appunto potrebbe arrivare fino all'Unione Europea che sta tentando di trovare delle soluzioni diplomatiche. A proposito di diplomazia, oggi c'è l'incontro fra Netanyahu e Trump per cui si parlerà ancora della tregua in Medio Oriente, tanto spazio ovviamente essendo lunedì al calcio con la Serie A e con Inter e Napoli che vanno avanti piano nella corsa a scudetto con 2 pareggi. L'Inter ha ciuffato il pareggio proprio alla fine e il Napoli è stato rimontato alla fine dalla Roma. Andiamo sul Corriere della Sera per vedere il titolo che troviamo ed è la Cina che contrattacca sui dazi degli Stati Uniti. Anche Messico e Canada annunciano la linea dura, la Casa Bianca a Trudeau, che è il presidente del Consiglio in Canada, diventa un nostro Stato, pensate un po'. Presto misure altrettanto severe, vertice dell'Unione Europea con
con Meloni, piano per trattare con Trump. Questo sul Corriere della Sera, ma ci sono ovviamente le pagine interne che danno il senso ancora di più di quello che sta succedendo, perché c'è la reazione della Cina alla mossa degli Stati Uniti, stesse misure, la difesa di Canada e Messico, col Messico che ha annunciato delle misure che renderà pubbliche oggi, Trump male necessario, ma poi andando all'interno ancora troviamo la situazione che c'è più vicina, quella dell'Unione Europea e dunque ovviamente anche dell'Italia. Dall'Unione Europea un'offerta per limitare la belligeranza degli Stati Uniti, ovviamente belligeranza relativa a questi dazi, acquisti di armi e gas per evitare lo scontro. Oggi Meloni a Bruxelles con gli altri capi di governo, vedremo se la linea diplomatica porterà a qualche risultato. Ma intanto per l'Europa c'è l'uomo più ricco del mondo che porta i consigli, secondo lui Musk lancia mega, l'Europa torni grande e controlla i fondi degli Stati Uniti, 5.000 miliardi sotto la supervisione del Doge, poi la Casa Bianca dice è un passo necessario, per cui Stati Uniti che continuano ad essere determinanti. Situazione invece in Medio Oriente con Netanyahu che vola dall'amico Trump, si riaccende il conflitto. Intanto a Jenin, martedì a Washington anche la mamma, simbolo degli ostaggi, inchiesta anche sulla moglie di Netanyahu. E poi la tregua, poi le elezioni, una trattativa segreta, troviamo ancora sul quotidiano milanese, per incalzare Zelensky. Russi e americani sembrano già d'accordo sul voto nel 2025. Fronte di guerra aperto e fronte dei dazi invece che ritorna sulle altre prime pagine dei quotidiani nazionali, a partire, lo vediamo fra poco, dalla Stampa, con l'Italia in primo piano che rischia 10 miliardi. I timori su agroalimentare e meccanica, Meloni media, abbiamo letto prima, Musk intanto lancia appunto il movimento mega, tocca all'Unione Europea, il Canada reagisce, diventi il 51esimo Stato degli Stati Uniti, parla così Trump, rivolto a quello che gli statunitensi considerano sempre il parente povero, cioè il Canada. La nazione, guerra dei dazi, l'Unione Europea che avvisa Trump, Bruxelles prepara una risposta ferma ma tratterà. Tajani, Italia miglior ambasciatore del dialogo, si propone in questo senso la nostra nazione, anche la Cina vuole mediare, Messico e Canada invece contrattaccano, tariffe del 25% per i beni degli Stati Uniti. Poi però troviamo altri giornali invece che si concentrano soprattutto sulla politica, perché ormai è proprio il caso di chiamarla così, di Musk. Ad esempio su Repubblica il titolo è questo: il partito europeo di Musk. Il consigliere di Trump lancia il movimento nazionalista MEGA. Cosa vuol dire MEGA? È un acronimo: Make Europe Great Again. Questo vuol dire, questo appunto MEGA, un appello per unire le destre contro l'Unione Europea. Il post su X ha ricevuto l'adesione di sovranisti e suprematisti. Intanto sui dazi, appunto, Canada e Messico al contrattacco e tasse sulle merci degli Stati Uniti. Ad esempio, ancora sul Libero, guardate il titolo: la mega, appunto Make Europe Great Again, strizza dell'Europa. Spiazzati da Musk e Trump, Elon lancia la campagna e invita i cittadini ad aderire. L'Unione Europea prova ad alzare la voce contro i dazi, risposta ferma se colpiti ingiustamente. Come detto, invece l'Italia tenterà una posizione di mediazione. Gli USA spingono per il voto in Ucraina, senza Zelensky la pace sarebbe più facile? Questa è la domanda, tant'è vero che Zelensky poi ha
è intervenuto ieri, ha detto certo che l'incontro fra Netanyahu e Trump per parlare di pace potrebbe essere un rischio se non c'è dentro anche il capo dell'Ucraina, altro fronte di guerra che sappiamo ormai coinvolto da anni, quello fra l'Ucraina e la Russia. A proposito di dazi e di decisioni da parte degli Stati Uniti, tanto si è parlato anche della situazione ambientale, no? Gli Stati Uniti che si tirano indietro, il Green Deal che si è avvizzito, questo è il titolo di Italia Oggi. Gli obiettivi ecologici verranno rivisti in funzione dell'industria e delle esigenze dei singoli governi, anche a costo di ridurre la portata dei vincoli ambientali. Sappiamo quanto è importante per il nostro mondo, per la politica internazionale, appunto, la situazione dell'ambiente, la tutela dell'ambiente in cui viviamo. Sul Foglio si fa invece riferimento ad un'altra situazione di cui in questi giorni si è parlato parecchio, vale a dire l'intelligenza artificiale cinese, questa intelligenza a basso costo che ha fatto tremare le borse negli Stati Uniti. Chi ha paura della intelligenza artificiale cinese? Ricerca, investimenti miliardari, successo appunto di questa chat GPT, è la primavera dell'intelligenza artificiale. Ora però l'irruzione di DeepSeek fa soffrire i giganti dell'high tech. DeepSeek è appunto l'intelligenza artificiale cinese e rimette in discussione le certezze dell'intelligenza artificiale dai costi al primato americano. Ecco qui, quando vacilla il primato americano diventa tutto più complicato e tutto diventa un po' una guerra, come ad esempio quella sui dazi imposta in questi giorni. Come finirà? Chiaramente il Foglio ha un'indagine in tal senso, parla di un'indagine in tal senso e chiaramente andrà verificato come finirà appunto questa battaglia dell'intelligenza artificiale che vede di nuovo contrapposte, come succede per i dazi, gli Stati Uniti e la Cina. A proposito di invece situazione legata alla questione immigrazione, c'è un titolo sul Quotidiano del Sud che dedica uno speciale a questo tema, fermi all'emergenza, lo speciale storie, numeri e strategie di un fenomeno epocale a ricaduta globale. Il problema in Italia non sembra essere l'eccesso, ma la cattiva gestione. Ricordiamo le ultime polemiche negli ultimi giorni per i migranti poi portati in Albania e rientrati in Italia. Secondo l'ultimo rapporto dell'Istat, nel nostro paese vivono 5 milioni e 50.000 stranieri regolari, sono l'88,6% della popolazione. A questi si aggiunge un numero stimato di irregolari tra i 400 e i 600.000 con una diversa distribuzione nord-sud per le diseguali opportunità di lavoro. Il 20 gennaio scorso la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il quesito sulla cittadinanza che vorrebbe ridurre da 10 a 5 anni il tempo trascorso nel nostro Paese per poterla richiedere e a preoccupare sono appunto il quorum e una certa miopia politica. In tal senso viene rimarcata dal Quotidiano del Sud, che ripropone appunto questa foto, anche in questo caso emblematica, del fenomeno legato all'immigrazione che riguarda ormai da tempo la nostra nazione. Su questo ritorna il Fatto Quotidiano con il titolo principale che è dedicato appunto alla questione migranti, con l'Albania flop, il governo che vuole i giudici di appello à la carte. Questo è il titolo polemico da parte del Fatto Quotidiano. Sui migranti non sanno più come aggirare il diritto europeo. Questo è appunto il titolo scelto dal Fatto Quotidiano. Angelo, a te. Grazie, allora grazie Marco. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa nazionale e internazionale.
Adesso andiamo a vedere quelle che sono le previsioni meteo e poi chiedo alla regia in apertura, magari come quando ritorneremo di nuovo in studio, di darci un primo sguardo su quelle che sono i preparativi, quello che succede in Piazza Duomo. È una cosa che facciamo in diretta, si stanno preparando anche dall'altra parte. Fra pochissimo, dopo il meteo e prima del primo ospite, vedremo qualcosa dal centro della città, da Piazza Duomo a Catania. Fra pochissimo. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Per l'avvio della nuova settimana un'area di bassa pressione continuerà ad apportare dell'instabilità al sud Italia, sulle due isole maggiori e sul medio versante adriatico, meglio invece altrove. In dettaglio in Sicilia ci attende una giornata di lunedì caratterizzata ancora da qualche residuo fenomeno, ma comunque non mancheranno anche delle schiarite e delle pause asciutte. Ventilazione a tratti sostenuta con mari localmente fino a mossi. Clima tutto sommato piacevole con valori anche prossimi ai 20 gradi. Diamo un accenno alla situazione attesa in Sicilia per la giornata di martedì, quando avremo ancora qualche residuo fenomeno, prevalentemente sul messinese e in generale sui settori orientali. Meglio invece altrove, ventilazione che tenderà ad attenuarsi con mari calmi o poco mossi. Temperature massime che saranno stabili o localmente in lieve flessione, valori tra i 15 e i 18 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più scaricate l'app di Trebi Meteo. Devoti tutti, a partire dalle 10 comincia la lunghissima maratona televisiva, 50 ore in diretta su Antenna Sicilia, Telecolor Sicilia, web.it, e vediamo se riusciamo a darvi uno spaccato di quello che succede in città. Qui siamo in Piazza Duomo, le nostre telecamere sono già pronte e fra poco andremo lì per un collegamento anche con la nostra Eva Spampinato, che ci racconterà intanto l'attesa per quello che sarà poi il primo degli appuntamenti di oggi. Ci riferiamo chiaramente all'uscita della carrozza del Senato e anche alla processione per l'offerta della cera. Fra poco ci torniamo, vedete, a tutto schermo. Adesso siamo in Piazza Duomo, c'è fermento, incomincia a esserci tanto fermento per i festeggiamenti agatini. Adesso invece andiamo a salutare e dare il buongiorno a Gerardo Diana. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Grazie al presidente del consorzio Arancia Rossa di Sicilia, IGP. Allora, presidente, l'anno passato 30.000 tonnellate di prodotto fresco trasformato e commercializzato, un fatturato importante, grosso modo 40 milioni di euro. Con quali prospettive si guarda a quella che è, diciamo, la nuova stagione? Prospettive di ottimismo, il mercato recepisce bene il nostro prodotto, è un prodotto buono che piace alle persone, sta conquistando nuovi mercati come la Francia e si rafforza nei mercati convenzionali come la Germania. Vedo anche, ormai dal 27 di dicembre è iniziata di fatto la nuova stagione, no? E lei accennava al fatto che non solo i consumatori italiani e quelli europei, altri mercati si aprono ad accogliere l'arancia rossa, nonostante tutte le difficoltà, i cambiamenti climatici, nonostante le difficoltà dovute anche alla siccità della passata stagione. C'è grande qualità, questo è un prodotto sempre di eccellenza e c'è anche una pezzatura ottimale per le arance rosse IGP di Sicilia. Guardi, l'annata passata è stata terribile, una siccità che non avevamo mai visto da decenni e forse da secoli. Ciò nonostante, i nostri associati e gli agricoltori in genere sono riusciti a fare veramente miracoli garantendo l'acqua, non sprecando un solo millimetro di acqua. La produzione è bella, la qualità è ottima, il livello di antociani sono fantastici. C'è per quel prodotto più piccolo comunque c'è una particolare bandina che lo consiglia per la spremuta, non perché sia meno buono ma perché è più piccolo e più succoso, quindi c'è un mercato per tutte le pezzature
e quindi siamo ragionevolmente ottimisti per quella che è la stagione in corso, che ora entra proprio nel vivo. L'arancia rossa di Sicilia IGP non è soltanto un prodotto di eccellenza, ma è anche un simbolo di sostenibilità per l'ambiente. È una pianta che è verde tutto l'anno, quindi fotosintetizza, migliora l'aria tutto l'anno. In una regione così poco verde, soprattutto quello che è il nostro areale di produzione, che sono 32 comuni, veramente i nostri agrumeti sono una fonte anche di vita per gli insetti, si pensi solo al miele d'arancia, è un qualche cosa che migliora l'aria, è qualcosa con le radici della pianta che può trattenere il terreno, perché ormai passiamo dalla siccità all'alluvione in 12 ore, ed è poi veramente una pianta che fa vivere gran parte dei nostri 32 comuni che fanno parte del nostro disciplinare di produzione. È un frutto che piace a tutti e che dobbiamo rendere sempre più vicino ai giovani, agli sportivi, alle persone che vogliono vivere una vita sana. Presidente, lei faceva prima riferimento a questi cambiamenti del clima repentini. Ieri, diciamo, la Sicilia orientale, quella centro-nord del settore orientale della nostra Sicilia, ha vissuto comunque non momenti facili. Nel Messinese è caduta l'acqua che cade solitamente in un mese, in appena 4 ore. Tutto questo vi mette un po' in difficoltà, vi mette in apprensione. Guardi, combattere contro il cambiamento climatico è faticosissimo. Combattere contro alcune malattie che per fortuna non sono presenti in Europa ma sono vicine all'Europa ci obbliga come sistema paese a fare sempre di più, a fare sempre meglio. Io questa mattina sono in viaggio, in questo momento mi sono fermato chiaramente verso Berlino, dove abbiamo una fiera, e sono passato stamattina nelle zone del Messinese, e quello che si poteva vedere oggi è una devastazione del territorio. E se noi riusciamo a sostenere sempre più l'agricoltura con i suoi terrazzamenti, con le sue peculiarità, rendendo possibile agli agricoltori di intervenire sui corsi d'acqua per reggimentare l'acqua, io credo che ci sarebbe da guadagnare per tutti. E la vostra attività, le vostre aziende, 500 diciamo associati, contribuiscono a dare una mano importante a quella che è l'economia della nostra regione? Sicuramente c'è tanta attenzione, il lavoro nelle nostre zone con tutto l'indotto muove una quantità di giornate contributive assolutamente importanti, e credo che se aiutati e se lasciati sempre più con più tempo per occuparci delle imprese e dell'agricoltura, possiamo fare tanto anche per migliorare il PIL della nostra regione che langue. E poi sicuramente dobbiamo avere un occhio verso i dazi che ora minacciano l'Europa, e qui ci vuole una risposta come sistema paese. Senta, io le volevo insistere proprio su questo aspetto, sull'aspetto economico, su quello che può essere poi, diciamo, anche l'aiuto e il supporto che può essere dato al vostro settore da parte, diciamo, delle istituzioni, perché è un settore, diciamo, trainante, ha bisogno certamente di essere supportato, di essere sostenuto, di essere aiutato. Guardi, intanto a livello regionale abbiamo appreso purtroppo che un provvedimento che aspettavamo e per cui ci eravamo battuti insieme alle organizzazioni regionali degli agricoltori per le cartelle esattoriali dei consorzi di bonifica che nel 2023 non avevano dato acqua fossero bloccati. Invece il provvedimento credo abbia sbagliato l'anno di riferimento, quindi questa è una cosa che la regione deve correggere immediatamente. Sicuramente bisogna fare sempre più bandi per creare dei laghi, per aiutare gli imprenditori che vogliono riutilizzare le acque reflue, che vogliono fare dei pozzi. Non vogliamo aiuti a pioggia, vogliamo degli aiuti mirati in cui l'impresa metta la sua parte e la regione però ci aiuti con l'altra parte. Soprattutto vogliamo una burocrazia più rapida, perché non è possibile immaginare un progetto oggi e realizzarlo poi tra 4 anni, perché cambia completamente lo scenario.
ormai i nostri competitor sono l'Egitto, il Sudafrica, il Marocco, tutti paesi dove il lavoro costa un quarto, la retribuzione INPS è sicuramente molto più bassa, le normative sulla sicurezza sul lavoro sono quasi inesistenti, quindi bisognerà trovare delle maniere affinché tutto ciò che arriva in Italia come ortofrutta abbia delle norme di reciprocità rispetto a quello che riguarda noi, perché sennò la partita è sfalsata. Presidente, siamo in chiusura, però non possiamo non ricordare quello che è il vostro impegno quest'anno, l'arancia rossa di Sicilia IGP per Sant'Agata. È un impegno importante, insieme a noi farete conoscere questo prodotto ancora di più. Noi siamo molto contenti di poter seguire la nostra santa. Una santa che, ricordiamolo, prima abbiamo visto delle immagini dell'arancia rossa che saliva sull'Etna, perché è nel nostro disciplinare, che sono le regole di produzione. Il primo miracolo di Sant'Agata è proprio a un anno dal suo martirio, quando il velo fermò la lava dell'Etna. Quindi per noi è proprio un percorso in cui si parla di una santa che è fondamentale per l'esistenza della nostra città e della nostra isola, di una santa che ha voluto e potuto fermare la lava che avrebbe potuto veramente distruggere gran parte della nostra città. Quindi è una festa molto seguita, una delle più seguite al mondo, ed è bello poter annoverare Sant'Agata come la nostra protettrice. Credo che veramente è una grandissima festa, e credo che tutti insieme possiamo dire viva Sant'Agata e viva l'arancia rossa di Sicilia, che quest'anno finalmente incontrerà Sant'Agata. Grazie a voi. Ci saranno 2 testimonial d'eccezione. Sì, abbiamo dei testimonial d'eccezione, però è giusto poi che lo scopriamo tutti quanti insieme, perché così saremmo tutti quanti più attenti. Ma sono veramente 2 persone che hanno voluto metterci la faccia perché credono in quello che stiamo facendo, e è veramente stato un atto di grande generosità da parte loro, e siamo onorati di quello che loro stanno facendo per noi, per far conoscere a tutti quanti le grandezze anche sportive della nostra Sicilia. Presidente, grazie intanto per essere stato con noi questa mattina. Buongiorno Sicilia. E in bocca al lupo per tutto quello che fate per promuovere l'arancia rossa di Sicilia IGP. Buon lavoro ancora. E fra poco apriremo il collegamento. Prima abbiamo visto le immagini da Piazza Duomo, fra pochissimo saremo in collegamento con la nostra Eva Spampinato proprio da Piazza Duomo. Restate lì pochissimi minuti e poi ci ritroveremo a Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso andiamo in Piazza Duomo, c'è per noi Eva Spampinato che a partire dalle 10 seguirà assieme a Luca Ciliberti quello che è il primo momento, l'apertura dei festeggiamenti agatini per i 3 giorni di festa, vale a dire l'uscita della carrozza del Senato e anche la processione per offerta della cera. Eva, intanto buongiorno. Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti, siamo in Piazza Duomo, una Piazza Duomo, vi faccio vedere subito, chiedo al cameraman, ci sono le ntuppatedde. Allora, siamo in Piazza Duomo, oggi iniziano i festeggiamenti in onore di Sant'Agata, c'è un'attesa vibrante e carica di emozioni, e quelle che vedete in questo momento, anzi ringrazio l'operatore per la virata rapida, sono le ntuppatedde. Più tardi nel corso della diretta avremo modo di farvele conoscere. Forse stanno tornando, quindi riusciremo a mostrarvele anche ora. Allora, dicevamo, siamo in collegamento da una Piazza Duomo velata, con il cielo un po' chiuso, ma si spera possa splendere il sole più tardi. Quello che vedete sono le ntuppatedde, sono un gruppo di donne che si riuniscono e hanno tirato fuori, hanno rispolverato un'antica tradizione legata alla festa di Sant'Agata, che vedeva questa
questi gruppi di donne sfilare proprio il 3 mattina, ma più tardi vi spiegheremo tutto. Intanto qui si respira l'aria vibrante dell'attesa, un'area carica di emozioni, ci sono le candelore ovviamente in Piazza Duomo, le potete vedere, e quella del 3 mattina è la giornata che tradizionalmente apre i festeggiamenti in onore di Sant'Agata, festeggiamenti che si aprono con la tradizionale processione per l'offerta della cera che partirà dalla chiesa di Sant'Agata alla Fornace in Piazza Stesicoro per arrivare sino in cattedrale in Piazza Duomo. Sfilerà l'associazionismo laico e religioso, le associazioni clericali e poi ovviamente le autorità civili e religiose per arrivare fino in cattedrale. Io mi trovo in questo momento davanti a Casa Vara e quello che vedete è il fercolo di Sant'Agata. Domani all'alba uscirà in processione per il giro esterno. C'è Claudio Consoli, non ti chiedo di uscire fuori da Casa Vara perché questo è il tuo rifugio e stai tenendo questa bella giornata di... Ma veramente, stai tenendo tutto sotto controllo, meglio stare dentro perché in questo momento in Piazza Duomo c'è un po' di fresco. Sì, abbastanza. La giornata è un po' coperta, speriamo che migliori. Siamo fiduciosi. Il freddo, vabbè, Sant'Agata è anche questo. Allora, il collaudo del fercolo ovviamente già è avvenuto, come è andato, cosa avete fatto? Giorno 31 è stato effettuato il collaudo del fercolo, tutto a posto, il fercolo è pronto per andare in processione. Quest'anno, oltre alla manutenzione ordinaria, è stata effettuata anche manutenzione straordinaria perché sono stati cambiati i rulli, tutti e 8 i rulli, è stata cambiata la gomma e poi le boccole perni anteriori, poi è perfetto in tutte le sue parti. E ovviamente è stato tirato a lucido. Certo, vabbè, questo sì, quest'anno particolarmente, lo potete vedere. Quest'anno particolarmente lucido. Particolarmente lucido. Cosa avete fatto? Ma perché già l'anno scorso ci eravamo abbastanza dedicati alla lucidatura e quindi abbiamo levato già buona parte dell'ossido che si era formato. Quest'anno abbiamo continuato le operazioni che si erano effettuate l'anno scorso e il risultato è stato questo. Perfetto. È bellissimo, veramente mai così lucido. Sono sicura che il sole, quando il fercolo varcherà Porta Uzeda, sarà illuminato dal sole. Speriamo che la giornata domani lo permetta, ma penso che le previsioni sono buone. E allora buona festa di Sant'Agata, noi ci rivediamo sicuramente più tardi per tutte le altre informazioni e viva Sant'Agata! Viva Sant'Agata, sempre viva! Grazie Claudio Consoli, avrà un bel lavoro da fare. Noi allora nel frattempo ci incamminiamo verso Piazza Duomo, ovviamente ci sono le candelore, c'è la banda che suona, ma noi vi racconteremo tutti questi momenti della giornata del 3 febbraio di oggi con la processione per l'offerta della cera e poi ovviamente con l'uscita della carrozza del Senato. Quest'anno c'è stato un piccolo cambiamento nel rigido cerimoniale della festa di Sant'Agata. Come l'anno scorso il sindaco non salirà sulla carrozza del Senato, saliranno invece gli alunni delle scuole che hanno vinto con i loro video il progetto Catania è Casa, un progetto per la sensibilizzazione alla differenziazione dei rifiuti. Saranno gli alunni del Convitto Cutelli, del De Roberto e di un'altra scuola. Inoltre, quindi questa è la novità che già rispecchia l'anno scorso. Per quanto riguarda invece le nostre dirette, ci sono alcune novità, sicuramente più ore di diretta, saranno 50 ore di diretta non stop il 5 febbraio e poi un racconto particolare, un racconto social che faremo in compagnia, anzi che farà per noi una persona che in questi giorni è stata annunciata ma forse non svelata. Noi in diretta di Piazza Duomo, un clima meraviglioso, veramente. Io sono arrivato qua alle 8 di mattina, invito tutti in questi giorni a venire in centro perché si respira aria di festa, meraviglioso, veramente bellissimo. Cosa farai per i social della Sicilia Web? Allora, per i social e anche per la televisione, perché durante le festività catine e anche durante la processione della Santa racconteremo un po' di tradizioni gastronomiche, culinarie, tipiche, oltre della tradizione siciliana e catanese, ma anche della tradizione della festa. Quindi vedremo
racconteremo magari qualche storia, qualche leggenda dietro i dolci tipici della nostra festa di Sant'Agata e anche qualche consiglio per se siete in zona durante la processione, notte, giorno, perché lo sappiamo, sono i catanesi tutti fuori in questi giorni, quindi si deve mangiare, nessuno torna a casa, anche qualche consiglio in centro per trovare le cose migliori da stuzzicare. Benissimo, grazie Lorenzo, ci vediamo allora dopo. Grazie allora Eva. Velocissima, già saremo oggi con un piccolo consiglio? Sì, vai. Ce lo dici dopo perché tanto ritorniamo dopo. Benissimo, allora grazie Eva, noi ci fermiamo ancora, torneremo in Piazza Duomo fra pochissimo, intanto ci dobbiamo fermare, poi parleremo in collegamento con Palermo con dei numeri che riguardano il calo degli iscritti nelle scuole, in particolare nelle scuole superiori, ma non solo di questo. Restate con Buongiorno Sicilia. Sono le 9 in punto, lunedì 3 febbraio, di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Adesso andiamo a Palermo e diamo il benvenuto al dottore Filippo Ciancio. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi, le coordinatore regionale degli ispettori scolastici. Stamattina vogliamo accendere un faro su quella che è la difficoltà, di reperire gli alunni, mettiamola così. Che cosa sta succedendo? C'è un calo impressionante nel numero degli iscritti. Sì, c'è un'oggettiva crisi demografica in tutto il meridione d'Italia, devo dire in tutta Italia, ma ne risentiamo più al sud. Di contro c'è una richiesta impressionante di professionalità, di tecnici specializzati o tecnologi che le imprese non trovano. Con la Sicilia abbiamo superato addirittura la Lombardia negli ultimi 3 anni con la ricerca di personale. A che cosa dobbiamo attribuirlo? Soltanto al calo demografico, perché ci saranno 50.000 banchi in meno con il nuovo anno che si avvia per l'anno prossimo, ovviamente, chiaramente è un nuovo anno scolastico, cioè il 25-26. È un dato che è andato sempre a crescere, cioè il calo degli studenti, perché l'anno passato gli iscritti erano 562.000. L'anno 2004, l'anno che ci apprestiamo a vivere, 511.000. Stiamo parlando del primo anno complessivamente rispetto al primo anno delle superiori, questo calo, se non dico male. C'è un'oggettiva crisi della natalità, specialmente al meridione, perché ovviamente c'è una carenza di occupazione e quindi indirettamente questa cosa influenza, la natalità. È una cosa tipica dei paesi industrializzati, quindi non c'è nulla di strano. Il problema però in Italia è che c'è un forte disallineamento tra ciò che la scuola forma e poi le oggettive richieste del mondo imprenditoriale. Abbiamo pochi tecnici, non sempre questi tecnici sono adeguatamente allineati alle esigenze delle imprese. Tenga presente che in Italia, nella fascia tra 24 e 34 anni, di soggetti che hanno un diploma di secondaria e di secondo grado, quindi un diploma di scuola superiore, abbiamo il primato in Italia di soggetti disoccupati, il che significa che la scelta del diploma di secondo grado non è adeguata, visto che molti ragazzi restano a spasso nonostante abbiano il diploma. Dottore, allora, l'esperimento del liceo Made in Italy non è stato un grande successo, evidentemente forse non ha centrato quello che era l'obiettivo e allora si stanno cercando dei correttivi, si stanno cercando delle nuove situazioni. C'è un nuovo percorso, è quello che lei faceva riferimento prima, cioè quello tecnologico professionale, che è un modello che in qualche modo potrebbe aiutare intanto i ragazzi a trovare uno sbocco lavorativo, ma soprattutto anche le aziende nella ricerca e in particolare nell'individuare delle figure professionali giuste. Questo nuovo percorso è composto da 4 più 2 anni, cioè un percorso di 4 anni più un biennio. Questa è la novità a cui ci abbiamo? Sì, questa è una novità importante alla quale il Ministero tiene particolarmente e probabilmente rappresenta proprio la chiave di volta nella possibilità occupazionale, perché sostanzialmente si costituisce di
un percorso di 4 anni di scuola secondaria di secondo grado, leggermente ridotto di 1 anno rispetto al percorso quinquennale ordinario, che si completa con 2 anni presso una ITS Academy, che sono queste scuole post diploma di altissima specializzazione, dove peraltro insegna per il 50% personale che proviene dal mondo del lavoro e almeno il 30% fanno di stage aziendali. Sono delle scuole che formano dei tecnologi, dei capi tecnici, dei soggetti coordinatori di risorse umane. Il percorso di 4 anni apparentemente più pesante, in realtà ha una didattica completamente diversa, perché all'interno del percorso appunto curricolare di queste scuole quadriennali, che possono essere tecnici o professionali, moltissime attività laboratoriali vengono condotte dai partner della filiera, quindi non solo dalla scuola ma dalle aziende che vi confluiscono, dagli ITS, anche eventualmente da enti di ricerca, università, tutti coloro che si mettono insieme per costituire appunto questa filiera. Tra l'altro filiera che permette passaggi anche orizzontali da un titolo all'altro all'interno dei soggetti che erogano titoli di studio all'interno appunto della filiera. È veramente, secondo me, un'opportunità importante per il sistema italiano, perché consentirà di avere tecnici, perché i ragazzi al 4º anno possono acquisire il diploma e possono quindi proseguire all'università oppure continuare appunto a frequentare questo percorso di 6 anni, tecnici o tecnologi, cioè soggetti che possono coordinare risorse in esito a questo percorso di 6 anni. Tenga presente che la percentuale di successo formativo e quindi occupazionale qui si preannuncia altissima. Se nell'ITS supera l'85% ad 1 anno dal titolo, con questo, con questa idea di filiera, secondo me il successo occupazionale supererà abbondantemente il 90-95%, perché ovviamente saranno tecnici formati proprio per un percorso specifico operativo e dunque adeguati già al momento del titolo al mondo del lavoro. Dottore, questo non significa che i ragazzi che affronteranno questo percorso di studio, cioè tecnologico e professionale 4+2, non possono alla fine del loro percorso accedere all'università, quindi avranno la possibilità anche di completare gli studi magari con una laurea magistrale oppure triennale. Assolutamente, il nostro è un sistema appunto aperto, a differenza di altri sistemi in Europa come quello tedesco, quindi sostanzialmente i ragazzi al 4º anno acquisiscono un diploma di secondo grado vigente a norma di legge come un diploma quinquennale, per cui possono andare nel mondo del lavoro come tecnici specializzati, perché oggettivamente saranno più qualificati di un soggetto che esce da un diploma quinquennale, forse solo perché all'interno di questo percorso quadriennale c'è un presidio delle imprese, ma assolutamente si potranno iscrivere all'università per proseguire per percorsi accademici, qualunque siano, cioè avranno una competenza solida, anche perché in questo tipo di percorso vengono particolarmente sostenute anche le competenze di base nell'ambito delle STEM e nell'ambito appunto della lingua, quindi dell'italiano e delle lingue straniere. Per cui sono dei percorsi che nascono solidi, sono pensati solidi, sono una nicchia, perché ovviamente solo un sottonumero di scuole ha partecipato a questa sperimentazione. Ci aspettiamo dei risultati notevoli. Allora, sono 400 circa le scuole che hanno aderito in questo momento a questo nuovo indirizzo. L'obiettivo, c'è un obiettivo che vi siete prefissati? Allora, in questo momento il Ministero sta procedendo per sperimentazione, questo è il 2º anno di sperimentazione, peraltro a brevissimo usciranno dei bandi che sosterranno finanziariamente queste filiere. In Sicilia ne abbiamo complessivamente una 40, circa 20 già approvate l'anno scorso e quest'anno altre 20 scuole. Diciamo che non c'è in questo momento un obiettivo, anche se il Ministero nei suoi documenti prevede un budget complessivo, perché ovviamente l'idea è che queste filiere devono essere di qualità all'interno di campus, cioè reti di collaborazione, e quindi ovviamente il budget non può essere inesauribile. Ci si aspetta che ci sarà un limite massimo per cui il Ministero non potrà finanziarne più di un certo numero. Poi in questo momento tutte le scuole sono state invitate a partecipare, alcune scuole lungimiranti hanno fatto questa scelta, secondo me è una scelta vincente. Grazie allora al dottore Filippo Ciancio, che è il coordinatore regionale degli ispettori scolastici in Sicilia.
buon lavoro, con i ragazzi si deve sempre lavorare con grande attenzione perché sono il futuro di tutti noi, della nostra Italia e della nostra società. Grazie ancora per essere stato con noi, buongiorno. Grazie, buongiorno. Buongiorno, allora adesso ci fermiamo per pochissimo, ci sono le pillole di Almanacco e poi riapriremo il collegamento con Piazza Duomo, torneremo di nuovo dalla nostra Eva Spampinato per un ulteriore collegamento che anticipa quello che poi di fatto scatterà alle 10, perché sarà dalle 10 in poi a reti unificate, Antenna Sicilia e Telecolo trasmetteranno prima da Piazza Duomo, poi lungo anche il via Etnea e in piazza Stesicoro l'uscita della carrozza del Senato e la processione per l'offerta della cera. Restate lì, vediamo le pillole di Almanacco fra poco di nuovo insieme. Il 3 febbraio di ogni anno ricorre la giornata internazionale del Golden Retriever. Istituita nel 2012 dall'americana Christine Schroyer per festeggiare questa razza canina, la cui storia è in realtà molto più antica. Originaria della Scozia, è frutto degli incroci fra il Flat-Coated Retriever ed il Tweed Water Spaniel. Nasce come cane da caccia da riporto in acqua per recuperare la selvaggina abbattuta dai cacciatori, ma con un morso morbido in modo da non danneggiarne le carcasse. Attualmente il Golden Retriever, oltre ad essere un eccellente cane da compagnia anche per le famiglie con i bambini, è anche un cane ottimo per la pet therapy ed è ideale come cane da utility e da salvataggio grazie allo straordinario fiuto. Ma sapete come funziona la radio? La radio riceve segnali tramite un'antenna che li trasforma in piccole correnti che oscillano. Un ricevitore le filtra, eliminando le frequenze indesiderate ed il cosiddetto rumore di fondo, ed estrae il segnale utile. Alla fine della catena il programma radiofonico originario viene riprodotto mediante gli altoparlanti. La prima stazione radio commerciale aprì negli Stati Uniti e andò in onda il 2 novembre 1920, riferendo i risultati delle elezioni presidenziali vinte da Warren G. Harding. Subito con le immagini in Piazza Duomo, perché si sta popolando davvero Piazza Duomo e c'è grande festa, possiamo già vederle per l'appunto sull'Headball qui alla mia destra, e poi sentiamo subito anche la voce di Eva Spampinato con la quale torniamo a collegarci. Eva, ancora buongiorno. Buongiorno Angelo, di nuovo da Piazza Duomo. In questo momento sentirai sicuramente una grande confusione perché c'è un concentramento qui davanti al comune, al Palazzo degli Elefanti, delle candelore. Quindi sentite le bande che suonano, il rullo dei tamburi, le trombe. Abbiamo visto poco fa l'uscita, ma solo per un posizionamento, e sono stati momenti concitati, della carrozza del Senato, perché quest'anno, come dicevamo prima, la carrozza del Senato uscirà, ve lo facciamo vedere, da via Marletta, quindi dalla parte laterale del comune, per via dei lavori di ristrutturazione della facciata del comune. Allora, nel frattempo qui accanto a me ci sono tutti gli uomini del Fercolo. Loro sono gli uomini che fanno muovere il Fercolo, che staranno 24 ore su 24 sotto la vara, sotto il Fercolo di Sant'Agata, proprio per consentire i movimenti del Fercolo. Sono Saverio Mandrà, Angelo Stancanelli, Sebastiano Russo, Giuseppe Consoli, Vincenzo Pusillico, Giovanni Salanitro e leggiamo qua Fabio Signorelli. Allora andiamo dal macchinista, dal meccanico del Fercolo. Prima abbiamo sentito Claudio Consoli, tutto è pronto, ovviamente il collaudo è stato fatto, e adesso prima cosa aspettate? Stiamo aspettando con ansia il 4 mattino che facciamo uscire a Sant'Agata, sembra che Sant'Agata ci dà questa forza, che facciamo i 3 giorni con Sant'Agata in giro per tutta la città. E poi siete il motore, le braccia, anzi le gambe del Fercolo. No, noi siamo quelli che stiamo all'interno del Fercolo, siamo quella parte nascosta, però il nostro motore sono tutti i devoti che ci tirano tramite i cordoni e facciamo tutto il percorso che ci deve fare Sant'Agata ogni anno. Giuseppe Consoli. La parte frenante, la parte più responsabile. E va bene, dai.
ormai l'esperienza fa fare il lavoro con tranquillità. Allora so che vi dovete andare a cambiare, quindi avete un po' di fretta. Perché inizia la cerimonia col sindaco, l'inizio della festa e quindi siamo a disposizione del sindaco e poi iniziare la processione. Buon lavoro e viva Sant'Agata! Grazie, sempre viva Sant'Agata! Viva Sant'Agata! Allora vedo che ci sono delle goccioline, allora vorrei chiedere a Lorenzo Tripi che tu sei informato sul meteo. Allora, mi hanno detto che c'è una leggenda durante la festa di Sant'Agata. Per sapere il meteo che c'è, appunto, che ci sarà durante questi giorni, bisogna andare a vedere il meteo che c'è stato per Santa Barbara a dicembre. Questa è una delle leggende che girano appunto sulla... Tu sicuramente avrai visto che tempo c'è stato. Sì, allora non c'era un sole che splendeva, c'era qualche nuvola. Quindi la speranza è sicuramente positiva, anche perché oggi, insomma, ma nei prossimi giorni speriamo si sistemi e ne sono sicuro. Benissimo, grazie. Allora, ci sono delle goccioline di pioggia, ma al momento nulla di preoccupante. Teoricamente dopo dovrebbe liberarsi il cielo. Vi ricordiamo le nostre dirette. Alle 10 inizieremo in diretta a rete unificate su Antenna Sicilia e Telecolor e ovviamente in streaming su La Sicilia Web, il nostro portale che consente di raggiungere milioni di persone, perché lo ricordiamo, la festa di Sant'Agata è la terza festa più importante al mondo e più partecipata al mondo. Inizieremo alle 10 fino all'1, vi racconteremo la storia e le emozioni della processione appunto per l'offerta della cera, l'uscita della carrozza del Senato che, come abbiamo detto, avverrà da via Marletta, e poi di nuovo stasera in collegamento da Piazza Duomo alle 19 con Roberta Lunghi per la sera del 3, i fuochi e lo spettacolo canoro, il concerto. Guardate, là c'è la piccolina, ve lo facciamo vedere, che si sta spostando, ovviamente le candelore, e ci spostiamo anche noi perché il fischio indica il movimento della candelora. Dicevamo che le dirette proseguiranno appunto stasera a partire dalle 19 con la serata del 3, i fuochi e lo spettacolo, il concerto musicale, e poi domani mattina all'alba alle 5 del mattino ricominceranno le nostre dirette a rete unificate per l'uscita di Sant'Agata e la messa dell'Aurora, dirette che proseguiranno tutto il giorno fino a notte e vi racconteremo i momenti salienti, per cui l'uscita di Sant'Agata, l'inizio del giro esterno, la salita dei Cappuccini e poi il bagno di folla lungo via Plebiscito. Ritorneremo l'indomani con alle 12 il solenne pontificale e poi alle 4 del pomeriggio saremo di nuovo in diretta da Piazza Duomo in attesa dell'uscita di Sant'Agata per il giro interno lungo Vietnea. La novità di quest'anno è che non ci fermeremo, andremo avanti per tutta la notte, le telecamere saranno sempre puntate su Sant'Agata, sul fercolo di Sant'Agata anche per tutta la notte, quindi vi mostreremo immagini inedite e vi potrete collegare in qualunque momento in diretta accendendo la televisione oppure collegandovi sul sito La Sicilia Web per vedere Unni è arrivata a Santa. Ci sarà anche un nostro geolocalizzatore posizionato all'interno del fercolo e sul sito ci sarà un banner, cliccandolo potrete vedere dove è arrivata la Santa, oppure accendete la televisione. Quindi tutta la notte del 5 anche i fuochi del borgo, per poi continuare con la salita di San Giuliano, il canto delle suore benedettine e poi il rientro in cattedrale che ormai dagli ultimi anni è diventata una tradizione, avviene sempre intorno a mezzogiorno. Bene, io non sento più nulla praticamente. D'accordo, Angelo, Eva, per te va bene, grazie. ti restituisco la linea. Grazie, ci fermiamo qui. Diciamo subito che questa sera, la sera del 3, sarà un po' diversa, un cerimoniale un po' diverso, perché avete visto anche nelle immagini che ci offrono dalla regia, possiamo anche staccare sempre su Piazza Duomo, se abbiamo un'inquadratura anche sul Palazzo di Città, Palazzo degli Elefanti, che è diciamo ricoperto da un'impalcatura e quindi non ci sarà l'affaccio, diciamo in qualche modo, e quindi non ci sarà il ricevimento consueto, non è previsto questa
questa sera a Palazzo degli Elefanti per la sera del 3. Adesso torno di nuovo da Marco Carli, perché come di consueto, insomma, a quest'ora chiudiamo con la rassegna stampa, lo facciamo con qualche notizia di carattere, leggero, sportivo. Ecco, sì. Tema più leggero, con le notizie di carattere sportivo. Andiamo sulla Gazzetta dello Sport, fra i risultati di ieri e l'ultimo giorno di mercato, che è appunto quello di oggi. All'ultimo respiro, il titolo del quotidiano milanese che si occupa di sport. Si parla del derby di Milano, con Reinders che segna per il Milan e poi 3 pali per l'Inter, rabbia Inzaghi, ci manca un rigore, però l'Inter riesce a mantenere il distacco dal Napoli, perché il Napoli si ferma sull'1-1 in casa della Roma. Per quanto riguarda invece il resto della Serie A, la paura per Scamacca nell'Atalanta, appena rientrato l'attaccante italiano rischia di star fuori almeno 2 mesi, e poi Kolo Muani, il grande colpo di mercato della Juventus, doppietta per lui, e poi si è svegliato anche Vlahovic. Infine, per quanto riguarda il mercato, alle 24, ricordiamo di oggi, fine delle trattative, vale anche per le società di Serie B come il Palermo, e di Serie C come Catania, Messina e Trapani. João Felix, il Milan a Londra, con Mendes che prova a liberarlo dal Chelsea. De Laurentiis intanto offre 35 milioni di euro per il difensore della Fiorentina, Comuzzo. Ne ha incassati 70 dall'affare, Esatto. diciamo, Kvaratskhelia. Esattamente, quindi diciamo che può permettersi di spendere il 50%. Grazie Marco, ci fermiamo qui almeno con l'informazione, con i quotidiani per questa mattina. Buongiorno Sicilia, fra poco le notizie del mattino alle 9:30 arriva puntuale l'informazione, stamattina a reti unificate su Antenna Sicilia, su Telecolor. In studio ci sarà la collega Barbagallo. Prima però vi do un'ultima ora dalle agenzie. I carabinieri hanno arrestato a Monreale, nel Palermitano, un uomo di 44 anni che avrebbe esploso 5 colpi di pistola contro la casa della sorella. È accusato di detenzione e porto illegale di arma da fuoco e munizioni ancora di minaccia aggravata. L'uomo, a bordo di un'auto insieme anche a una persona che non è stata identificata, è andato a casa della sorella e poi ha sparato questi colpi di arma da fuoco. Ci fermiamo qui per almeno il momento. 9:30 c'è il TG e poi dalle 10 cominceremo con Devoti tutti, scatta la lunghissima maratona dedicata ai festeggiamenti agatini, e quindi ci ritroveremo chiaramente nelle prossime ore. Intanto ancora una buona giornata.